Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo presso il famosissimo Castello di Zumelle, nel comune di Mel, in provincia di Belluno. Già di per sé il castello meriterebbe una visita a parte, ma noi oggi siamo qui per andare a documentare un altro tesoro del Veneto, e cioè la Grotta Azzurra di Mel. Seguiremo questi segnavia bianco-azzurri. Qui è tutto all'insegna del medievale, musica compresa, per cui se volete passare una giornata tornando indietro di più o meno 800 anni, questo posto fa per voi. In questo punto sbuchiamo sulla strada che porta al castello, salendo da Mel. Ne percorriamo un pezzettino e poi rientreremo nel bosco.
Sì, è piuttosto scivoloso, soprattutto dopo le piogge. Fredda? Siamo arrivati al guado. Bravo. Quasi ci andavo dentro. Dove continua? Di qua. Ah, ok. Bisogna guadagnarsi questa grotta azzurra. Sembrerebbe di sì, non è proprio turistico questo percorso. No, assolutamente no. Quantomeno va affrontato con calzature adatte. Ah, si sale! Eh sì. Mi sa che siamo arrivati, sai? Vedo qualcosa qua sopra. Mamma mia. Ultimo sforzo.
Fantastica questa Grotta Azzurra, un vero tesoro del Veneto. E adesso torniamo indietro per lo stesso sentiero dell'andata. Siamo tornati al parcheggio del Castello di Zumelle. La Grotta Azzurra è un posto fantastico, ma il percorso per arrivarci va affrontato con degli scarponcini, in quanto il percorso è piuttosto scivoloso e ci sono ben 3 guadi del torrente. Dalla Grotta Azzurra di Melle è tutto, grazie e alla prossima!